Ben ritrovati a Diffusion, buon martedì a tutti voi telespettatori e grazie per essere ancora una volta qui con me. Puntata, come detto, del martedì, puntata molto importante perché ci occupiamo dei vostri diritti e in generale della legge. È da poco passato la fine dell'anno, sono da poco passati i festeggiamenti durante i quali tradizionalmente si usano botti e fuochi d'artificio. C'è una legislazione in merito, tanto vale essere aggiornati, per questo noi abbiamo parlato con i nostri legali e con la nostra Paola Sini. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Dilex, grazie Deborah per la linea. Oggi affrontiamo un argomento appunto inerente alle appena passate vacanze natalizie, quindi anche ai botti di Capodanno, ed infatti parliamo di fuochi d'artificio, tutto quello che concerne questo divertimento che a volte però è pericoloso e porta anche delle conseguenze molto gravi, sia per chi li utilizza impropriamente, per chi ovviamente capita nei dintorni e ne subisce le gravi conseguenze. A questo proposito vogliamo dare un calorosissimo benvenuto al nostro avvocato Marco Minoccari, operante in Imola, e al nostro avvocato Max Starni, penalista in Forlì. Vediamo che cosa possiamo dire attorno appunto a questo discorso che è divertente ma non sempre. Sì, sai Paola, durante le festività è ormai abitudine sentire fuochi d'artificio, botti, vederli soprattutto anche di notte, quindi ci è sembrato giusto parlare di questo argomento durante questo periodo, anche con le festività appena passate. Magari era meglio parlarne un po' prima, così magari la gente poteva essere avvertire. Più sull'allerta, però effettivamente parlarne anche dopo, perché comunque ci è venuto in mente questo argomento appunto appena passate le vacanze, soprattutto il Capodanno, con tutti questi botti che si sentivano. Effettivamente il problema dei fuochi d'artificio non è un problema di poco conto e devo dire che la legislazione è stata estremamente oscillante o evanescente fino almeno al 2006. Poi non so se hai notato anche nelle varie città improvvisamente sono comparsi molti negozi dedicati alla vendita di fuochi d'artificio, pirotecnici o razzi. Effettivamente mi ero chiesto già allora il motivo di questa esplosione di negozi e poi l'ho capito andando a esaminare la normativa. E ti devo dire la verità che fino al 2006 praticamente la maggior parte di tutti quanti i fuochi d'artificio, quindi anche i petardini piccoli che usavano comunque i bambini, erano sostanzialmente vietati. Vietati perché comunque sostanzialmente era vietato ogni tipo di acquisto o detenzione di materie esplodenti se non comunque in capo agli adulti in possesso di una regolare licenza di porto d'armi. Poi cosa è successo? È successo che praticamente la vecchia normativa, che era il testo unico del 31 sulle armi, comunque addirittura, ha cominciato a fare dei distinguo. Allora, sul discorso delle armi sappiamo che la normativa prevede sostanzialmente 5 categorie di tipologie di armi. L'ultima di queste categorie si chiama comunque munizioni o giochi pirici. Questa quinta categoria si divide a sua volta in 5 sottocategorie. Queste 5 sottocategorie sono comunque la A, B, C, D, E. Ora, sembrano delle mere elencazioni, però è molto importante perché sostanzialmente comunque nella quinta categoria, lettera A e B, si tratta comunque sostanzialmente di veri e propri esplosivi, quindi munizioni, e quindi tutta una sostanzialmente... Quindi anche all'interno dell'ultimo gruppo ci sono comunque degli oggetti pericolosi. Te lo vado a leggere, cioè nel gruppo, sì, all'interno dell'ultimo gruppo ci sono appunto gruppo A, bossoli innescati per artiglieria addirittura, spolette a percussione con innesco amovibile o interno, cartucce per armi comuni e da guerra, quindi gruppo A. Insomma. Esatto. Gruppo B, per esempio, ci sono micce a lenta combustione o di sicurezza, cartuccia per pistola spegnitrice, eccetera, eccetera. Sostanzialmente, quindi, gruppo A e gruppo B di questa quinta categoria è vendibile solo ai maggiorenni in possesso di porto d'armi. Benissimo. Poi abbiamo un gruppo C, che sono i giocattoli pirici. Però anche all'interno di questi giocattoli pirici, quindi in particolare, giocattoli pirici, giocattoli traduciamo pirici per noi profani. Allora, i giocattoli pirici possono essere comunque alla fine qualsiasi, però che cosa in particolare? Magari ci sono delle feste di paese
dove dicono finalmente vediamo i fuochi d'artificio, quelli che vediamo al mare d'estate, e quelli sono fuochi d'artificio, sono giochi Certo. pirici, però sono giochi pirici di gruppo C, e questo vuol dire che sono giochi pirici di una certa dimensione, Importanza, entità e certo. di importanza, tant'è che questi possono infatti essere venduti solo e esclusivamente a maggiorenni, non in possesso di porto d'armi, ma comunque maggiorenni. Benissimo. Poi abbiamo quelli del gruppo D e il gruppo E. Infatti nel gruppo D ci sono comunque manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetti illuminanti per il mare e montagna, e poi manufatti pirotecnici da divertimento ad effetto di scoppio e o ad effetto luminoso. Poi nel gruppo E ancora meno ci sono le munizioni giocattolo, tipo quelle che si usavano per le pistole dei bambini, no? Per esempio, che sono esplodenti ma fanno un piccolo Esatto. solo colpetto e basta. Allora noi dobbiamo comunque capire che solitamente, al di là dell'aspetto professionale di coloro che svolgono il mestiere di proprio artificieri di fuochi d'artificio, di solito parliamo per Capodanno o per Natale di fuochi d'artificio che vengono comprati solitamente da ragazzi. Da ragazzini, assolutamente, che sono poi anche più pericolosi perché li usano non tanto il fuoco d'artificio quanto l'uso improprio, perché molto spesso Tante volte sì, ci si sì, ritrova con sì. questi ragazzini che ti scoppiettano Sì. sotto il portico Sì. e ti prendi un infarto. Ma ti poi, devo dire, perlomeno. Paola, infatti, che la questione dei fuochi d'artificio non è così indifferente, perché fino all'anno scorso venivano inseriti nel gruppo D, cioè il penultimo gruppo, dei petardi, denominati anche rowdy, i quali potevano avere una potenza esplosiva non indifferente. Cioè io ho visto comunque con i miei occhi comunque utilizzare da scalmanati questi rowdy messi dentro una bottiglia di plastica, Sì, pazzesco. fatto esplodere, la bottiglia veniva disintegrata. Diventa una bombetta. Ora, questi petardini nelle mani anche di minorenni, cioè, diventavano pericolosi. Ma per loro, perché maneggiandoli anche, cioè se ne sentono di tutti i Certo. colori, di Certo, dita, certo. dita Ma perse, un'esplosione eccetera. vicino a un ma occhio, scherziamo. cioè, è pericolosissima per se Assolutamente. stessi e per gli altri soprattutto. Quindi questi anche. possono essere venduti anche a minorenni. Ti dirò la verità, allora, il problema qual è? Che questi tipi di petardi, chiaramente costruiti a norma di legge e chiaramente con la marcatura CE, sono stati comunque, in base alla loro potenza esplosiva, classificati all'interno della categoria C o D o D. Questa è una valutazione che fa comunque una commissione ministeriale. Certo. E devo dire che rispetto all'anno scorso, quest'anno la possibilità di acquisto da parte dei minorenni di questi petardi è molto calata, ovvero sia sono stati comunque, diciamo così, non declassati ma aumentati di classe questi petardi di cui ti parlavo prima, cioè questi rowdy ad effetto esplosivo notevole. Quindi obiettivamente quest'anno, secondo me, si sono sentiti anche meno botti in giro, non so se è per la crisi o per il fatto Forse che anche- comunque i forse per la minorenni crisi. effettivamente avevano acquistato, però c'è stata proprio un aumento di classificazione per questi tipi di petardi che avevano un'esplosione notevole, ma cioè veramente un potere deflagrante non di poco conto. Cioè io ci sono rimasto anche male quando vedevo comunque alla fine, devo dire la verità, dei figli di amici che recatisi a varie feste si presentavano con scatole così di questi petardi e tra l'altro li legavano tutti insieme comunque alla fine per fare comunque delle esplosioni Ma infatti sì, a perché poi 18-20 petardi alla volta. Io mi ricordo Erano da delle piccola i cose mini ciccioli, terrificanti. tutti quelli giallini, eccetera, che tutti i ragazzini utilizzavano, messi sotto un portico, amplificato di suono, tutti in gruppo, eccetera, creavano una bomba. Quindi io ho veramente il terrore dei petardi e tutto il loro genere. No, perché E non c'è da capisco dire- neanche il divertimento fondamentalmente, Esatto, però vabbè. Esatto. Quindi, allora, per dire tutta questa classificazione poteva dare origine a problemi fino al 2006, perché? Perché fino al 2006 era vietata proprio la detenzione di ogni tipo di materiale esplosivo, quindi minori o non minori. Poi c'erano sentenze che tendevano a dire sì, ma dipende quanti ne hai, se ne hai uno o due non è un problema, ma se ne hai tanti invece integri il reato comunque alla fine di detenzione di materiali esplodenti. Quindi effettivamente era tutto un po' evanescente. Dal 2006 invece questa regolamentazione e questa classificazione ha consentito di poter sostanzialmente dire che cosa è legittimo detenere e che cosa no, ovvero sia chi può comprare cosa. Benissimo. E quindi abbiamo chiarito Quindi un po'. chi può comprare in base ovviamente al livello anagrafico, ma anche che tipi di quantitativi. Quindi, A dire la verità sul quantitativo comunque non c'è stato un limite.
Cioè, D'accordo, non è quindi stato posto un limite. maggiorenne tendenzialmente può comprare quantità esagerate di petardi o di fuochi d'artificio senza controllo? Sì, obiettivamente, però c'è da dire una cosa, cioè voglio dire, finché uno se lo compra per uso e uso personale, non vorrei fare un parallelo droga. come la droga, ecco, stavo per Sì, dire, sì, cioè, è la prima cosa dopodiché che viene in mente. integra un altro tipo però di reato, cioè se uno ne ha un quantitativo pari a un furgoncino, cioè, è evidente che non può farne un uso personale, ma è evidente che ne farà un uso di tipo commerciale e quindi come tale, cioè, integra un altro tipo poi di reato, che è comunque la vendita di materiali esplodenti senza la necessaria autorizzazione, che è un po' diverso. E quindi, cioè, voglio dire, tutto a quel punto lì sta nei limiti comunque dell'uso personale, ludico sostanzialmente. Poi se si tratta di, ti dico, professione è un altro discorso, cioè quelli che vanno alle feste estive o al mare a fare tutti quanti i giochi pirici, fuochi d'artificio, e quelli lo fanno per professione, evidentemente hanno anche un altro tipo di autorizzazione. Però una persona che si va a comprare non ha un limite quantitativo comunque prefissato per legge, tale per cui dice non puoi averne più di tot. Quindi un tempo mi ricordo che appunto almeno i petardi più piccoli venivano venduti nei tabacchini normalmente, adesso c'è un negozio, un luogo dove si Guarda, trovano. no, quelli in libera vendita appunto sono comunque ancora in libera vendita, tant'è che li puoi trovare anche ai supermercati. Perfetto, quindi Quei è piccoli, proprio più piccoli di categoria E un o di invito categoria D. a farsi male, vabbè, io No, sono assolutamente categorica. sì, no, ma guarda, anch'io, ecco, ti dico la verità, perché ci possono essere danni fisici riportati dalle persone, danni comunque anche di tipo proprio di molestie. Certo, Perché la molestia notte, acustica, certo. fanno rumore, passa una persona anziana e la spaventi, poi molto spesso i ragazzini li utilizzano per questo motivo, non perché abbiano il gusto del suono, perché fondamentalmente non è che suonino, ecco, una melodia piacevole, quindi è veramente No, però un ci sono anche fattore di riflessi disturbo. penali comunque alla fine. Ecco, addentriamoci nello specifico. Esatto, anche nel maneggiare comunque queste cose, perché ti dico, al di là del fatto che prima ci poteva essere anche il discorso comunque del possesso, detenzione, che non si capiva bene come erano sistemati, adesso invece se tu c'hai un determinato petardo, metti caso, o un gioco pirico, tipo una fontana che faccia comunque, non so, un po' di, come devo dirti, di fuochi, che si alzi, Sì, di luce, insomma. ecco, sono comunque marcati. Cioè, se sono marcati CE, poi di categoria D o D, libera vendita anche ai minorenni. Maggiorenni se di categoria C, quindi giochi pirici di una certa consistenza, però se non sono marcati, Che cioè, succede? se sono abusivi, che succede? Vuol dire che non sono controllati, vuol dire che tu hai del materiale esplodente che non sai a che categoria appartenga, quindi non sai quel materiale esplodente che hai in mano se comunque sia legittimo che tu possa averlo acquistato o meno. Ed evidentemente quel fattispecie, cioè quella, diciamo così, condotta consistente appunto nel detenere materiale esplosivo che non si sa come è stato confezionato, cosa contenga e quindi a quale categoria appartenga, comporta necessariamente comunque l'integrazione di un reato che è quella comunque di detenzione di sostanze esplosive senza, non da libera vendita, ecco quel discorso. Avvocato Starni, è Quindi, un procedimento penale, quindi nel caso in cui uno venga trovato in possesso di materiale esplosivo di qualsiasi categoria non registrato, in che cosa incorre? Beh, assolutamente sì, è una condotta penalmente rilevante perché, come diceva prima l'avvocato Minoccari, alla fine viene scriminato il comportamento di colui che ha una sostanza esplosiva o un materiale esplosivo, perché sono come tali, però è ricompreso in una di quelle categorie che consentono la libera vendita. E quindi alla fine rientreremo nell'ambito della norma che disciplina il divieto di detenzione di queste sostanze esplosive o di questi elementi esplosivi e potrà essere valutato a seconda della capacità esplosiva degli stessi, se sono armi oppure no. Ma qui ci addentriamo in un problema molto tecnico, troppo complicato e anche da affrontare qui. Io direi che forse la cosa più interessante potrebbe essere quella di valutare l'uso che si fa di questo, no? Certo. Perché io li odio. Io mi associo. Io forse ho una... L'avvocato Minoccari altrettanto, quindi...
Direi che siamo in empatia. Io forse ho una patologia, perché a me i rumori assordanti danno fastidio. Quando mia figlia compra un palloncino, io giro per la casa con le orecchie tappate perché ho paura che prima o poi esploda. Quindi io li odio e quindi ho un'avversione tale che sono portato a vedere gli aspetti negativi anche professionalmente. L'uso. Quando noi usiamo questi petardi, parliamo dei petardi, quelli, non le stelle filanti o le stelle luminose, le scie, le girandole, eccetera. Parliamo, qual è il problema? Il problema è dell'uso di questi rauti, come si chiama? Rauti. Non Sì. rauti. Rauti. No, rauti, Ok. rauti. Quella è un'altra cosa. I rauti. Il problema sono questi che creano dei problemi. 3 problemi. Disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone. Insomma, basta considerare quasi illegittimamente che la consuetudine ormai antica sia una consuetudine contra legem, cioè contro la legge, e che sostanzialmente scrimina un comportamento penalmente rilevante. Se tu sotto casa mia da mezzanotte alle 4 di notte fai esplodere dei rauti, Anche se è Capodanno. Certo. io ti denuncio. Benissimo. Punto. Sono stanco di questo, io ti denuncio. Bene. Perché? Perché ci sono norme che tutelano il disturbo delle occupazioni oltre alla normale tollerabilità. Allora, che cos'è normalmente tollerabile? Di lunedì sera, diciamo 18 ottobre, non so se è un lunedì, il 18 ottobre, 2 ore di petardi sotto casa mia non è tollerabile. Sotto Capodanno può essere tollerabile, perché c'è una consuetudine che scrimina un comportamento penalmente rilevante. Ora, quando noi superiamo comunque anche quella tollerabilità così estesa... Ma chi la decide questa La decido soglia io. di tollerabilità? Io. Perché se c'è Cioè, una persona anziana no, che sta io. male, anche il Perfetto. giorno di Capodanno, io Esatto. non vedo perché debba Perfetto. sottostare Lo alla decido. consuetudine. Esatto. Ecco, Cioè, lo decido io, nel senso, io vittima del reato, perché la normale tollerabilità è un concetto giuridico che ha connotazioni oggettive, ma ha anche aspetti soggettivi. Perché, come hai detto tu, dipende anche dalla diciamo, condizione nella quale si trovano. Nel pensare comune, se io sotto la finestra di un nosocomio, di un ospedale, faccio 4 ore di divertimento con rauti, voi pensate che sia legittimo questo? No, perché c'è una condizione soggettiva particolare. Quindi è un reato. Bene. Altro problema. Chi mi butta il raudo sulla macchina, petardo, ecco, il petardo sulla macchina e me la rovina, è un reato, direi di è sì. danneggiamento. Certo. Danneggiamento aggravato, cioè un reato procedibile d'ufficio e una pena molto grave, perché con coscienza e volontà mi danneggi la mia vettura ed è quello che capita sempre. Vedo l'avvocato Starni Sì, abbastanza perché sì, acceso, è un perché- discorso che sì, perché è insopportabile, è una cosa è insopportabile. assurda, è un sintomo di grande ignoranza. Se mentre passo mi tiri un petardone e mi rovini i pantaloni, è un reato. Se mi fai male, è un reato. Assolutamente. Sono lesioni personali volontarie e quindi non sono neanche colpose, perché se tu mi tiri un petardo, tu accetti il rischio di farmi male, è il dolo eventuale, e quindi a questo punto sei quella condotta è penalmente rilevante e il reato è molto grave, lesione personale volontaria. Benissimo, quindi non si parla soltanto di sanzioni, No. ma di un procedimento penale a Sì. tutti gli effetti. Anche perché questo modo è barbaro. Assolutamente. È un modo barbaro. C'è Quindi, l'intenzione, il da questo reato, punto di- il dolo, c'è tutto. Quindi C'è direi tutto, che Da questo assolutamente... punto di vista bisogna cautelarsi. Poi dedicheremo una puntata comunque alla fine, perché queste cose qui spesso è difficile che lo faccia una persona adulta, difficilmente lo vediamo. Lo vediamo più per i ragazzini. bambini. Certo. E io penso che sarebbe il caso di dedicare una trasmissione apposita, che sarà magari la prossima che faremo, sulla responsabilità Degli dei atti di minori bullismo, certo. e dei genitori Certo. relativamente a tutte queste attività che Esatto. l'avvocato Starni stava giustamente menzionando. Ecco. Sì, Assolutamente. perché anticipiamo, allora se dobbiamo dedicare una puntata, però un'anticipazione la possiamo fare, che di questi comportamenti che il minore pone in essere, che abbiamo visto essere lesioni personali volontarie, danneggiamento, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone, lesioni personali colpose perché per esempio accendo una girandola per questioni solo così luminose e questa finisce nell'occhio del vicino, ecco, non risponde il minore, se il minore di 14 anni non risponde, ma risponde il minore se ha fra i 14 e i 18 anni in concorso col genitore. Con il genitore, per una certo. colpa
Quindi bisognerebbe vigilando. sensibilizzare ovviamente i genitori, Esatto. perché molto spesso non potendoli comprare i figli, glieli comprano i genitori e glieli affidano incautamente Esatto. Sì. e Sì. permettono Sì. loro di combinare Sì. dei grossi Sì. danni. A questo proposito vorrei introdurre un quesito che ci è arrivato da un Sì. telespettatore. La domanda è questa: sono stato fermato in Italia con un buon quantitativo di petardi acquistati a San Marino e in quell'occasione me lo hanno sequestrato. Mi hanno detto che seguirà un procedimento penale nei miei confronti. È vero? E per quale reato? Per come dicevo prima, Quindi qua il discorso è San Marino, Italia. no, quindi San Marino non si è capisce... un'abitudine, diciamo così, che da Bologna fino a Rimini comunque alla fine si vanno a prendere i petardi a San Marino. Perché non ho mai costano di capito. meno. Perché costano di Costano meno, di meno, evidentemente io non l'ho mai fondamentalmente sarà fatto, questo il però ho discorso. avuto molti amici che effettivamente ci sono andati comunque. Detto questo, comunque, se hanno sequestrato il materiale che questa persona aveva comprato è perché evidentemente era materiale, a parte che non conosco la legislazione di San Marino, però come dicevo prima, se è materiale non marchiato CE e non è stato nemmeno comunque indicato se è di categoria D o D o C, Certo. quindi chiaramente se è andato a San Marino, aveva una macchina, suppongo che fosse maggiorenne, doveva essere necessariamente materiale di categoria C, D o D. Benissimo, Però anche come- che qua dice un buon quantitativo, non Ma anche se fosse un specifica quantitativo, quanto. però il problema è quello sempre, cioè se poi c'è una fabbricazione, e anche lì abbiamo sentenze a iosa su questo punto qui, perché a Napoli, quasi tutte sentenze del Tribunale di Napoli o Caserta o lì vicino, comunque alla fine, sulla, diciamo così, illegittima modalità di produzione di fuochi d'artificio. Perché anche lì la normativa disciplina appunto come vanno fatti questi fuochi d'artificio, quindi quanta polvere, come, in che modo vanno comunque confezionati, la sicurezza e quant'altro eccetera, quindi se questo materiale non era di categoria C, D o D, perché non era timbrato, quindi era di costruzione artigianale ma non legale, non autorizzata, è il materiale esplodente. Quindi la risposta è che assolutamente esatto. può Se essere però perseguito. invece lui aveva materiale regolarmente timbrato e con regolarmente appartenente alle categorie, devo dire, C, D ed E, beh, allora a quel punto lì è evidente che comunque si sono sbagliati comunque gli agenti che hanno effettuato il sequestro, però non avendo sotto mano la tipologia di materiale che è stata sequestrata faccio fatica a difficile dare dare comunque una un parere, risposta però precisa. potrebbe essere comunque legittimo il sequestro come non legittimo se il materiale comunque invece era di quelli a libera vendita. Bene, allora invitiamo il telespettatore a darci informazioni più dettagliate se volesse approfittare della nostra consulenza. Io a questo proposito ringrazio ovviamente l'avvocato Marco Minoccari e l'avvocato Max Tarni, invito assolutamente a ritornare perché abbiamo appena introdotto un discorso che riguarda i giovani, quindi sicuramente Sì, avrà sì, un sì. interesse comune. Noi semplicemente vi invitiamo a non utilizzare i giochi pirici e i petardi di nessun genere, a divertirvi in modo molto più sano perché le conseguenze sono molto più gravi di quelle che ci si aspetta e se dovete suonare qualcosa imparate uno strumento perché veramente secondo me è anche più carino e sì, disturbate di meno, cercate sempre di capire che viviamo in una società e bisogna avere rispetto di tutti. A questo proposito io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata e buona serata, grazie. Grazie a voi. E allora avete visto ci sono davvero tantissime regole da conoscere per potersi divertire a scoppiare dei botti o fare dei fuochi d'artificio secondo la legge. Se avete delle domande da fare ai nostri legali potete farle inviando un'email o un videomessaggio a questo indirizzo programmi@di-alto-tv.net. E questa puntata di Diffusion si chiude qui. Io vi ricordo l'appuntamento di domani mercoledì puntata dedicata alla salute e alla bellezza. Andiamo insieme all'Imola Palace Beauty and Spa e andiamo a scoprire i trattamenti anti-age e il trucco per donne di età matura. A domani!